Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ma quest'anno ogni vecchio adagio viene sconfessato dall'emergenza, il cui alito pestilenziale soffia un vento freddo fatto di paura e dolore. Nell'uovo di cioccolata troveremo solamente gli affetti più cari, con un fiocco di restrizioni e un bel pacchetto di colore rosso acceso. Niente pranzi con le famiglie allargate, quindi niente picnic di Pasquetta, gite fuori porta, tavolate imbandite in trattoria o scampagnate in agriturismo. Il bigliettino di auguri sarà l'autocertificazione e per smaltire questa fetta di colomba in più bisognerà prestare attenzione a dove ci porta la passeggiata sotto casa. Eppure le campane suoneranno a festa come ogni anno. Suoneranno per la resurrezione, perché Pasqua vuol dire passaggio. Una rinascita, un transito verso un mondo nuovo con il peso nel cuore per chi non ce l'ha fatta e negli occhi la luce dopo quell'oscurità che è piombata su di noi il 21 febbraio del 2020. E allora forse cambierà anche il detto: Pasqua con i tuoi, Natale con chi vuoi e senza l'ospite sgradito e invadente che va sotto il nome di coronavirus.